Nei mesi scorsi il Sole 24 Ore ha pubblicato un dato importante per la salute di tutti noi, ovvero che più di 11.000 sanitari hanno fatto richiesta di conoscere modalità e opportunità per lavorare all'estero. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che molti medici hanno intenzione di lavorare fuori dal territorio piuttosto che in Italia. Ne parliamo con il dottor Corrado Palmas, dentista sardo, operante in Moldavia e Romania, fondatore dei policlinici Dottor Palmas in Moldavia e Romania. Ben ritrovato, dottore. Grazie dell'invito. Allora, Buonasera. dottore, la fuga dei medici italiani all'estero. Ecco, lei ha già fatto questa scelta ormai da più di 10 anni. Lei ha preferito andare in un altro paese a operare e a curare i pazienti. Sì, negli ultimi tempi si parla sempre più spesso della fuga dei medici dall'Italia, chi a Dubai, chi in Svizzera, chi in Moldavia, Romania, come nel mio caso. Sono molti professionisti sanitari che si stanno trovando appunto costretti a lasciare il nostro bel paese in cerca di migliori condizioni lavorative e riconoscimenti adeguati. Questo è un fenomeno che sta impoverendo il nostro sistema sanitario, privandolo di competenze preziose e mettendo a rischio anche la qualità per tutti i cittadini. Credo che sia fermamente necessario ricostruire il rapporto di fiducia tra medico e paziente. La sanità pubblica dovrebbe essere il pilastro su cui si basa questa relazione, garantendo delle cure di qualità accessibili a tutti. I medici dovrebbero essere messi però nelle condizioni di lavorare serenamente, senza conflitti di interesse, con adeguate tutele e riconoscimenti per il loro impegno. Io ho scelto di esercitare all'estero non per mancanza di amore verso la mia terra, ma Sì. perché ho visto l'opportunità di offrire delle cure di alta qualità a costi accessibili a persone che altrimenti non avrebbero potuto permettersele. E ogni anno migliaia di pazienti, tra cui molti italiani, si rivolgono a me, al mio team, per risolvere dei problemi dentali che nel nostro paese rimarrebbero irrisolti o Mhm. almeno inaccessibili per loro. Questo è il grande tema. Quindi parliamo di professionisti che se ne stanno andando, pagati, abbiamo pagato la loro formazione come paese, Sì. come nel mio campo, ma che metto poi alla fine le mie competenze a frutto in un'altra nazione che non ha contribuito per la mia formazione. Ecco, dottor Palmas, quanto è importante per l'Italia promuovere le proprie eccellenze mediche per attrarre pazienti internazionali, un po' come fa la Turchia? Sì, la Turchia è riuscita per esempio a valorizzare le proprie competenze Sì. mediche attirando pazienti da tutto il mondo. Loro fanno da 25 anni pubblicità su Al Jazeera, BBC, CNN in lingua inglese, non in italiano. L'Italia ha tutte le e paga lo Stato questa pubblicità, 100 milioni di euro all'anno di fondi pubblicitari pagati dallo Stato nel mondo per far conoscere la Turchia e i suoi medici. Li manda in televisione i medici, ospita le troupe televisive. L'Italia ha tutte le potenzialità per fare lo stesso. Abbiamo tra i migliori professionisti al mondo di altissimo livello, strutture all'avanguardia. Promuovendo le nostre eccellenze potremo non solo trattenere i nostri medici, ma anche diventare una meta per il turismo sanitario internazionale di fascia alta. Tutti Sì, vorrebbero mangiare italiano, vestire italiano, certo. curarsi da un medico italiano. E a questo punto come promuovere il valore delle competenze mediche italiane, proprio per arginare il problema dell'immigrazione dei medici? Dovrebbero chiamarmi e io Eh, gli darei la ricetta, ok? Io ho studiato per oltre un anno come ha fatto la Turchia, io so già come va fatto, però nessuno mi chiama. Per mm, evitare che i nostri medici si trasferiscano all'estero, dobbiamo valorizzare le loro competenze in Italia. Questo significa migliorare le condizioni lavorative, offrire opportunità di crescita, inoltre investire nella promozione internazionale, detassarli. I medici non devono pagare le tasse, i pazienti già pagano le tasse, i medici sì, devono essere pagati dallo Stato. E ti faccio un esempio: in Turchia
un paziente che arriva dall'estero, il dentista non paga le tasse, ok? Ah, Perché è un paziente che arriva dall'estero e viene importato dall'estero, ma non solo il dentista, trapianto capelli, trapianti d'organo, chemioterapia, riabilitazioni di 2 mesi, 3 mesi, un anno di pazienti che sono tetraplegici, non muovono gambe e braccia. Sono terapie che negli Stati Uniti arriverebbero a costare anche 200.000 dollari. Si prendono tutta la famiglia, stanno 2 mesi sì, in Turchia, in resort e spendono 40.000 euro e gliele paga anche l'assicurazione. Capisci che c'è un modo di trattenere i medici in Italia. certo. Si pensa a fare la pubblicità localmente oppure si pensa a lavorare in intramenia, avere fondi pubblici da mangiarsi, assumere medici negli ospedali, ma senza una reale coordinazione di questi medici. Vanno in burnout, se ne vanno con la famiglia a Dubai. Ecco, dottor Palma, se ci può parlare della sua esperienza nel fondare cliniche in Moldavia e Romania? Da dove è Ho partito? Sì, sono partito con 1.000 euro dalla Sardegna, Ah, tutti mi dicevano vattene, non ci fai nulla qua in Sardegna, idee che non penso realizzerai qua. Il decimo che me l'ha detto, ho preso e me ne sono andato. Ho iniziato a girare l'Europa, ho scritto un libro da, diciamo, vlogger, youtuber, dove sì? giravo per 2 anni, più di 100 cliniche ho visitato dell'Est Europa e insieme avevo scritto il manuale del turismo medico e mi avevano dato la ricetta su cosa fare e cosa non fare. Dopodiché ho preso baracche e burattini e mi sono trasferito all'estero. Una volta che lasci la Sardegna, lasciare l'Italia non è un problema. E poi fuori ho messo in pratica quello che mi avevano consigliato. E la Moldavia ho trovato quella nazione fuori dalla comunità europea, poi ho aperto anche cliniche dentro alla comunità europea, in Romania, è un paese dove riesco a trovare modo di offrire alta qualità pagando le tasse al 12%. Non è che non si pagano le Ah, tasse, ma non certo. è neanche pizzo legalizzato. Mm. Se i migliori professionisti continueranno a lasciare l'Italia, ne sento molti di colleghi che mi chiedono dove mi consigli di trasferirmi, ripeto, rischiamo che dovremo importare medici dalla Cina e dal Sud America, che non parlano la nostra lingua. Certo, ma il paziente che garanzie ha se si rivolge a lei nelle sue cliniche in Moldavia e in Romania? Ecco, perché il pensiero comune è ok, io vado in Romania, però quando torno in Italia se ho un problema che faccio? Questo è un finto Mm, problema. Tieni conto che i medici curano i malati, ok? Sull'organo, che sia il fegato, che siano i denti o le capsule, non c'è scritto made in Romania, made in Germania. Faccio un esempio. Sei mai stata dalla parrucchiera? sì, stamattina. Ok, quante parrucchiere hai cambiato nella tua vita? Tante. La parrucchiera che cambierà in futuro si rifiuterà di tagliarti i capelli perché sei No, già stata no, a tagliare i capelli da altre parrucchiere? no. Il medico, molti pazienti, tantissimi pazienti hanno già cambiato tanti medici, tanti dentisti. Nessun medico si rifiuta di curare un paziente. Se la terapia va eseguita, la si esegue. Siamo medici, se no siamo dei mercanti. Certo. Ecco, professora dottor Palma, so che lei è molto attivo sui social e con i suoi video è diventato anche virale. Ecco, uno di questi video è finito nelle mani di Luciana Littizzetto, che a che tempo che fa l'ha presa un po' di mira, perché guardi, io ho stampato anche l'articolo della Nuova Sardegna e c'è il suo viso di fianco a quello di Luciana Littizzetto. Ci può spiegare che cosa è successo e che cosa l'ha fatta arrabbiare? No, il punto è che si è trattato il tema del turismo dentale Eh, in uno sketch appunto televisivo, dove è stato presentato come una scelta superficiale. Addirittura è stato fatto un paragone, andare a curare i denti, quindi da un medico, è come paragonare fare le sopracciglia. I mm, medici non sono estetisti. E poi si è preso il brand, il mio, accostato
delle frasi dove prima si parlava di altri medici che tra l'altro sono stati, come dire, trattati come medici di serie B, si parlava di medici albanesi Sì. senza diritto di replica. E subito dopo è stato accostato il mio marchio. Sono Ah. stati diversi pazienti che mi hanno chiamato e mi hanno detto, hanno fatto accostamento, hanno detto, ah, stanno parlando male di voi. Ok, no, stavo leggendo alcuni passaggi, ma come li fa i denti? Di Pongo, di Das? Ricordiamo che lei è una comica, lo fa anche di lavoro, però lei si è sentito colpito Sì. nella sua Diciamo professione. che questa settimana, ok, si è parlato al Parlamento europeo su come arginare il fenomeno dei pazienti che cercano speranza e salute Sì, fuori i confini nazionali perché non hanno la soluzione col sistema pubblico. Uno di queste soluzioni è appunto le persone che si mettono in viaggio, ma questo succede anche in Italia. Le persone che dal sud Italia vengono in Lombardia, per esempio, a curarsi. Quanti sono? Il turismo medico si fa anche in Italia, si fa. E certo. quanti sono i medici italiani che oggi hanno curato un paziente che non è italiano, ma è entrato nel loro ambulatorio, nel loro studio dentistico? Come vedi, il turismo medico è qualcosa che non esiste, ma si tratta questo tema nei mass media per arginare il rischio che i pazienti sfuggano alle grinfie del sistema. Io lo ritengo una cosa molto grave perché si è liberi di scegliere dove curarsi. È come dire, se tu nasci in Campania, devi curarti in Campania. Certo. Se nasci in Sardegna, sei obbligato a curarti in Sardegna. Se nasci in Francia, devi curarti in Francia. Molta malpractice esiste anche in Francia, esiste magari anche nel nostro paese. Quante sono le persone che questo mese sono morte in ospedale? Ok, no, il rischio della sanità non dipende dalla nazione, dipende dalla gravità della situazione, da come viene affrontata la chirurgia, ma questo non ha una bandiera, non ha una lingua, Certo. questo, Dottor ok? Quindi Palma, viene sì, è il stato fenomeno. chiarissimo, il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, io la ringrazio, grazie al dottor Corrado Palmas per questa intervista e a presto, sperando di rivederla in Grazie Italia, ok? a voi. Noi invece siamo arrivati alla fine della nostra puntata, come sempre vi ricordo tutti i nostri contatti, tutti i nostri riferimenti 02 39 3521, il numero della nostra redazione per chiedere qualsiasi informazione in merito agli argomenti trattati in trasmissione. Tanta salute @telerombardia.it è il nostro indirizzo mail. Alla prossima puntata, vi aspettiamo.